lep pozdrav vsem v tem poslopju novogoriške železniške postaje, ki veste, da skupaj s Trgom Evrope nekako simbolizira povezovanje in stičišče obeh Goric. Ta kraj ima posebno patino zgodovine in obenem tudi ponuja nek pogled v prihodnost, zagotovo tudi z pisarno Evropske prestolnice kulture, torej kandidature, ki je tu desno za mano, in prav tu je tudi nastajala prijavna knjiga kandidature obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture 2025. No, skupina, ki pripravlja kandidaturo, bo skupaj z županom prihodnji teden v Ljubljani predstavljala pred mednarodno komisijo, torej vsebino našega četrtek 27. februarja pa bo sledil dan D, bi rekla Vesna, sicer odločitev, torej ali sta se obe Gorici uvrstili v naslednji krog. No, ves čas kandidaturo močno podpirate obe občini, torej mestna občina in občina Gorica in seveda Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki nudi tudi močno administrativno podporo, in ob tej priložnosti z veseljem med nami pozdravljam novega direktorja združenja Ivana Kurcola, ki bo torej tudi danes z nami in bo izpostavil tudi njihovo nadaljnjo podporo kandidaturi. Seveda med nami pozdravljam oba župana, pa vodjo kandidature, Nedo Rusjan-Bric, pa koordinatorko Vesno Humar in Lorenca Tesabata, ki vam boste v nadaljevanju bolj podrobno predstavila vsebino prijavne knjige. Zdaj pa popotnico predstavitvi predajam obema županoma, najprej gostitelju, novogoriškemu županu Klemnu Mikleviču. Prosim. Buongiorno, un benvenuto a tutti. In questo luogo simbolico, siamo una stazione ferroviaria, ovviamente noi la chiamiamo di Nova Gorica, ma è la Transalpina, un luogo simbolico per le due città dove abbiamo aperto tempo fa l'ufficio della candidatura dietro di noi, dove anche lo stesso dossier della candidatura, comunque il cosiddetto Big Book, si stava preparando. Come sapete, la settimana prossima il gruppo che ha preparato il Big Book e i collaboratori presentano la candidatura di Nova Gorica con la città di Gorizia a Lubiana davanti a una commissione internazionale, e poi giovedì 27 ci sarà il D-Day, cioè il giorno in cui in conferenza stampa annunciano i risultati del primo turno. Ovviamente la candidatura gode di un forte supporto di entrambe le città, sia di Gorizia che di Nova Gorica, con il supporto amministrativo abbastanza importante del Jack Gore, e in questa occasione anche salutiamo il nuovo direttore del Jack Gore, che è qui con noi, il dottor Ivan Kurzolo, e ovviamente forte il supporto alla candidatura. Io inizierei ovviamente salutando tutti i presenti, i due sindaci di Nova Gorica e di Gorizia, la capo della candidatura Neda Rusjan-Bric, con i coordinatori Vesna Humar e Lorenzo Tesabata, e passerei soprattutto prima la parola ai due sindaci. Prego. Hvala. Dobrodošli vsi, benvenuti. Danes v nekoliko malo tesnejšem ozračju tukaj, ampak dolgočasno je, da se stalno dobivamo na istih mestih, tako da deloma tudi prevzemamo odgovornost za to deloma neprimerno okoliščino za to konferenco, ki je pa simbolično zelo močna okoliščina, oziroma zelo močno prizorišče za predstavitev zmagovalne kandidature za Evropsko prestolnico kulture. Zmagovalne ne mislim v odnosu do drugih kandidatur, kajti v konkurenci je 5 slovenskih mest, nekateri od njih zelo resno pristopajo in so tudi ponudili zelo resne programe najbrž. Ko rečem zmagovalno, mislim predvsem v zgodovinskem smislu. Ni toliko pomembno, oziroma je pomembno za obe Gorici in tudi za Slovenijo in Furlanijo, Julijsko krajino, ampak še bolj pomembno je, da je to evropski projekt, da je to projekt, ki nudi nek optimizem, nek zgled, nek primer novega poglavja integracije Evropske. Evropska unija je začela na strogo gospodarskem področju. Začela je z jeklom, s premogom,
potem se integrira na področju trgovine, skratka na teh velikih poljih. Naš primer integracije prostorske, kulturne integracije na mikroravni je primer, kako lahko evropski projekt učinkuje na življenje slehernika v neki mikroregiji, ki je zaznamovana z večkulturnostjo, z večjezikovnostjo in z neko preteklostjo, ki je bila nekoč skupna, potem prerezana z neljubimi dogodki pred in po drugi svetovni vojni in danes se čuti zrela za korak naprej. Se pravi, kandidatura za Evropsko prestolnico kulture ni samo kandidatura za nek prestiž, je kandidatura, ki odraža duh časa, zrelost naših teritorijev, zrelost naših mest, zato da naredimo nekaj skupaj, da postanemo iz periferije obeh držav center, prestolnica, da to prestolnico temeljimo na našem skupnem imenovalcu, to je kulturno ustvarjanje, da s tem tudi naši mesti oziroma skupno nastajajoče enotno mesto pomladimo in damo nov zagon razvoju celotne regije. To je zdaj en tak politični uvod, ampak za to pripravo na kandidaturo je veliko več kot samo ideja. Je pa nujno, da je ta ideja tista, ki vleče naprej, ki je neke vrste stacionarna točka, kateri težimo, kateri gravitiramo. Kandidatura, o tem verjamem, da bo tudi kolega Ziberna veliko povedal, je samo po sebi bolj orodje, kot je recimo naziv Evropske prestolnice kulture cilj. Je neke vrste katalizator procesov, ki so se že odvijali. Skozi nedavno zgodovino smo šli skozi nekaj takih točk, oziroma prešli smo neke točke, spravi najprej zamenjava sistema, potem vstop v Evropsko unijo, vstop v šengensko območje. To so bile vse take pomembne fizične točke, ampak potrebovali smo čas, da smo prešli iz celje na ran v obdobje, ko se čutimo zreli za neko dejansko integracijo in ta projekt, se pravi, ko sledimo temu cilju, ki mu jaz pravim orodje Evropska prestolnica kulture, pospešuje procese, združuje ljudi na konkretnih projektih. Se pravi, ljudje z obeh strani meje, tako kot ekipa, ki je pripravila ta bitbook, se združujejo na skupnih imenovalcih, s skupnimi cilji, na skupnih projektih dosegajo skupne rezultate. Ne govorim samo o tej ekipi, govorim na celotnem področju, recimo umetniškem, plesnem, pevskem in tako naprej. In to je tisto, kar je dejanski odraz dejanske integracije, dejanskega združevanja mest. Toliko z moje strani. Buongiorno, oggi vi saluto qui in questa atmosfera un po' più angusta oppure diciamo stretta, perché è un po' noioso sempre trovarsi negli stessi posti, allora mi prendo personalmente la responsabilità per avervi convocato in questi posti qua inadeguati. Stiamo parlando qui ovviamente della nostra candidatura, che io chiamo candidatura vincente. Vincente non comparandola con le altre 5 città che si stanno candidando dicendo che noi vinceremo. Vincente in un senso storico, perché ovviamente la candidatura è importante per entrambe le due città, non solo per le città, per il Golenziano intero, per Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto penso sia una candidatura importante per l'Europa, a prescindere dall'esito. Se poi riusciamo ad avere il titolo no, perché dobbiamo sapere l'Unione Europea ebbe inizio come una unione di condivisione delle risorse, cioè acciaio, carbone eccetera, poi è arrivato il commercio, finanza eccetera. Oggi invece noi qua stiamo dimostrando come l'Unione Europea stia influenzando la vita di ogni giorno degli individui normali che vivono lungo questo confine, e qui c'era una storia che abbiamo vissuto, una terra divisa ovviamente da quel confine dopo la guerra mondiale, che però oggi impara a guardare in avanti. Dunque il titolo di Capitale Europea della Cultura non è soltanto una questione di prestigio, no? È una questione di esprimere proprio lo spirito del tempo, trasformarsi da città di periferia in centri capitali
di una regione più ampia e contando su questa cultura che ci accomuna. Dunque, contando su un progetto di questo genere, il processo stesso già ci fa lavorare insieme per dare un nuovo impulso alla regione e ovviamente ringiovanirla e attrarre persone. E dunque c'è molto di più dietro alla sola idea della candidatura, no? È un punto di riferimento che ci guida per il futuro e dunque la candidatura, la preparazione della candidatura stessa è uno strumento, come poi dirà probabilmente il mio collega Ziberna di più, è un catalizzatore di processi che ci sono già svolti nel passato, abbiamo già fatto queste esperienze, abbiamo già passato certe pietre miliari dal cambio del sistema monopartitico, poi con lo sviluppo della sovranità, poi l'adesione all'Unione Europea e ovviamente all'area Schengen. Ma tutto ciò ci ha portato a un momento oggi di essere abbastanza maturi per parlare e pensare di una vera integrazione, un'integrazione molto più profonda. E questo processo della candidatura per la capitale europea della cultura ha già fatto riunire gruppi di lavoro, lavorarli insieme su minimi comuni denominatori, ma non solo, anche di più, su ciò che abbiamo in comune, ciò che condividiamo. E dunque abbiamo cominciato a lavorare, e questa è la cosa importante della candidatura, in un processo che ci fa crescere insieme in ambiti vari, ma soprattutto culturali. Quando c'è Gorizia, Rodolfo Ziberna. Ma posso anche senza microfono, vero? Si sente? Risparmiamo sulla batteria, destiremo le risorse alla candidatura. Un saluto naturalmente, un saluto a Neda, a Vesna, Lorenzo, un saluto a New Entry Ivan, un grazie nella nostra da parte in Gorizia, siamo presenti anche con l'assessore Oreti che insieme a Patriziatico. Patti, dove sei che non ti vedo più? Giuro che c'era. Ah, la manina, ecco. Che con Patriziatico costituisce il nucleo rappresentante del comune di Gorizia, ma anche Igor, il coordinatore del gruppo da parte italiana. Di più non potevamo, perché altrimenti mi diceva che il corridoio era stretto e già io occupo un sacco di spazio, perciò dovevamo bilanciare la presenza. Delle battute, e non è una battuta invece questo, il mio sogno è, magari se la candidatura a capitale della cultura europea servirà anche a questo, il mio sogno è oggi, quando parla Klemen in sloveno, io scherzando dico sono d'accordo con te senza aver capito cosa ha detto in attesa della traduzione. La mia aspettativa, ne parlavamo prima anche con Mara, con Cernis, la mia aspettativa è che arrivato alla candidatura io un domani possa davvero capire quello che dice Klemen, e già questo è un risultato, visto che io con le lingue sono negato. Tornando invece per noi, ecco, non è un evento. L'evento, quando parliamo di un evento, è una cosa che si consuma, che ha una data di inizio e ha una data di fine. Una festa, una gara, un'occasione che inizia quel giorno, quella settimana, dura un giorno, una settimana, un mese, però poi ha sempre una fine. La grande importanza della nostra candidatura è che noi siamo partiti correndo, certamente correndo come fossero i 100 metri, ma l'obiettivo nostro non è correre 100 metri e poi fermarci. L'obiettivo nostro è, finiti i 100 metri, continuare a correre. Ecco perché anche un paio di giorni fa, quando ci siamo visti in comune a Gorizia, noi diciamo che noi abbiamo già vinto. Qualunque cosa accada, naturalmente invito tutti a usare i gesti scaramantici più adeguati a ciascuno, mani sul tavolo, io mi raccomando, non troppo, no, queste figuracce che faccio, non come quelli di piazza, o qui mettiamo troppa carne sul fuoco, perciò al di là di quello che accade, perché noi attraverso la scusa, cioè l'elemento, quello che è il detonatore è stato la cultura. Io dico sempre che dobbiamo far passare un messaggio al di là dei confini, che non è semplicemente una città della cultura, ma è una nuova città, non è una capitale della cultura, ma noi oggi non stiamo creando in realtà la capitale della cultura europea, ma noi stiamo realizzando un progetto molto più ambizioso e molto più importante per l'Europa. L'Europa ogni anno avrà 2 o 3 capitali della cultura. Finita quell'esperienza cesserà. Grande, importante, ci mancherebbe altro, ma cesserà. Noi in realtà creiamo, non soltanto per noi, ma per l'Europa, noi stiamo creando per la prima volta, attraverso il termine che piace a Clement, conurbazione,
nel vero senso della parola. Noi stiamo creando oggi in una zona piccola, perché nel piccolo queste sperimentazioni si possono fare, nel grande è più difficile, però se nel piccolo funziona, mutate mutandis, anche nel grande può funzionare. Perciò noi diventiamo un punto di riferimento per l'Europa per dimostrare come un confine che ha rappresentato per decenni un muro, un luogo difficilmente superabile nelle relazioni, nella cultura, nello sport, nell'economia, in ogni tipo, ecco, come quello che una volta era un muro, oggi diventa un detonatore per far collaborare due città e farle crescere insieme, non dialogare, crescere insieme. La battuta, guardando attraverso la finestra, una volta non ci saremmo mai sognati che il sindaco di Nova Gorizia chiede al sindaco di Gorizia: caro sindaco di Gorizia, visto che io qui devo fare dei lavori, tu devi proprio tenere i posteggi dall'altra parte? Abbiamo deciso in 5 secondi. A Clem abbiamo detto: certo che no, è un monumento, è un piccolo esempio per far vedere come anche spazi, porzioni del terreno, perciò luoghi in cui le persone vivono, lavorano, si incontrano, e perciò un domani non sarà soltanto la piazza Transalpina ma tutta la nostra città, devono crescere insieme. E allora sì che la cultura diventa il primo passo, non il passo, non il traguardo. Sì che attraverso la candidatura noi creiamo un'opportunità, è ovvio, perché bisogna spiegare oggi alle associazioni culturali, sportive, alle istituzioni: guarda che l'obiettivo sì è quello della candidatura, ma è per te di realizzare un evento, ma non più un evento realizzato, detto troppo veloce, no? Non più un evento realizzato da un'associazione goriziana a Gorizia, non più un evento realizzato da un'associazione slovena a Nova Gorizia, ma un qualcosa che ti verrà spontaneo un domani. Oggi realizzare due associazioni, italiane e slovene, un qualcosa insieme, è una forzatura, perché fino a ieri non lo si faceva, però oggi noi ti spieghiamo come si può fare, e tu, non noi, non saremo noi a dire alle associazioni: guarda che facendo insieme viene meglio. Tu avrai acquisito la consapevolezza che fanno insieme meglio. E allora ecco perché è importante la relazione tra i presidenti, i dirigenti delle diverse associazioni, i collaboratori, per far vedere come far crescere. Sarebbe come che in una città come Gorizia, Nuova Gorizia, non parlassero i quartieri. È impensabile, ma sarebbe fuori luogo, perché di quell'associazione fanno parte i cittadini di tutti i quartieri. Guai se pensassimo che un'associazione può avere iscritti soltanto in un quartiere, che ci sono comitati soltanto in un quartiere, istituzioni solo in un quartiere. Ecco, noi oggi, come una città già ragiona in termini ampi, cioè tutto il suo territorio, noi stiamo cominciando adesso a fare in modo che dalla base, cioè la piramide rovesciata, è la base oggi che sta creando le condizioni perché un domani le istituzioni raccolgano. Un piccolo esempio, poi mi taccio. È un po' come i gemellaggi. Ci sono quei gemellaggi, io personalmente non amo i gemellaggi, ma non scrivetelo. Perché il gemellaggio deve essere l'istituzione che arriva, i due comuni che dicono: visto che il nostro territorio già sta collaborando da anni, bene, con lo sport, con le famiglie, sono scambi di conoscenze, di esperienze, di incontri, allora mettiamo un marchio solenne. L'istituzione viene gemellata. Non l'opposto, perché se Gorizia si va a gemellare con Düsseldorf e poi ogni 5 anni c'è il sindaco che va per una fotografia o un comunicato stampa, non serve a niente. Ecco perché è importante invece rovesciare la piramide. Perciò noi in questo momento abbiamo le associazioni che stanno creando. Certo, le istituzioni sono servite per accendere questa miccia, però noi stiamo forzando, stiamo correndo i 100 metri, perché fuori, vedo che Neda, Vesna e Lorenzo sanno che stiamo correndo i 100 metri con l'obiettivo di vincere i campionati mondiali, in questo caso, visto la corsa che state facendo. Però, ripeto, l'obiettivo non è arrivare al traguardo dei 100 metri, ma è quello di continuare a correre insieme. Se questa, e visto che la consapevolezza da parte di tutti noi è questa, io insisto, signore e signori, noi abbiamo vinto un risultato che è ancora più grande della capitale della cultura europea, perché noi saremo una città europea, non capitale per un anno, ma una città europea tutti insieme per sempre. Viva l'Italia, viva la Slovenia, viva la Gorizia, viva la Gorizia.
Lep pozdrav vsem prisotnim, pozdravljam seveda skupino, tako Nedo, Vesno, Lorenca in našega novo pridobljenega direktorja EZTSGO Ivana. Seveda imamo tudi tukaj tudi občina Gorica svoje predstavnike, odbornik za kulturo, je tukaj Patricija Arti, ko je tam nekje od zadaj, Igor Devetak je koordinator za italijanski del skupine, več ljudi pa nismo prinesli, ker pač mi je peljali, ker je hodnik tako vozi, tako dobro, hecna stvar. Če bo Evropska prestolnica kulture kaj koristnega prinesla, bo to nekaj dobrega. In vemo, da bo, ker že to en prvi je sam rezultat. Ko ima moj prijatelj Klemen govor, pove svoje v slovenščini, jaz pridno kimam in se rečem, da se absolutno strinjam, čeprav ga sploh nisem razumel v slovenščini. Še pred prevodom se mi jaz strinjam. In torej, če bomo prišli do tega rezultata, da ga bom jaz nekoč, ki nisem prav odličen za jezike, lahko razumel, smo že naredili veliko in mislim, da gremo s to prestolnico kulturo v tej smeri. Druga zadeva, govorimo o Evropski prestolnici kulture kot o nekem dogodku. Ko govorimo o nekem dogodku, dogodek ima vedno neko trajanje. En začetek in konec, traja en dan, en teden, en mesec in potem ga ni več. Pomen naše kandidature je to, da smo se začeli kot nek tek na kratke proge, na 100 metrov, ampak pomembno je, da ko enkrat presežemo to ciljno črto, se ne ustavimo. To je naš cilj, da gremo naprej. Ker še predvčerajšnjem sem na občini Gorica, ko smo imeli tam predstavitev, rekel, si vsem priporočam, da držimo fige, za naslednji teden, da vidimo, da bo izziv. Ampak ne glede na izziv, to je nek izgovor, ki ga tukaj imamo, to je Evropsko prestolnico kulture in ta izgovor je nek detonator. To je ta kultura, ki nam omogoča, da sprožimo nekaj veliko večjega. Sporočilo, ki ga dajemo, je, da hočemo ustvariti neko novo mesto tukaj. Ne gre za to, če bomo prestolnica kulture ali ne, ampak nekaj povsem novega na evropski ravni. V Evropi bomo vedno, vsako leto imeli prestolnice kulture, vsako leto bosta 2 mesti prestolnici kulture. Ampak tukaj je pomen tega dogodka, da mi prvič delamo na lokalni ravni nekaj tako pomembnega, da ima zelo velik pomen za celotno Evropo. Uporabil bom izraz, ki je Klemnu tako zelo všeč, somestje. Mi tukaj postavljamo vzor Evropi, nek novi eksperiment, da postanemo referenčna točka za Evropo. To, da dokažemo, kako lahko neka meja, ki desetletja ločuje prebivalce, razreže neko območje, imamo mejo, ki je zid, ampak ne zid v smislu meja samo fizično kot tista ograja, ki je bila, ampak prav ta meja, ki onemogoči, da bi bilo sodelovanje že v samem razmišljanju, vsak organizira svoje in ni sodelovanja, da nimamo niti več mest v dialogu, kot smo imeli v zadnjih desetletjih, ampak da se naučimo res rasti skupaj. Malo nahecno povem, če pogledam tukaj skozi okno, vidite, da zunaj delajo dela. Prej v preteklosti ni bilo tega, da je župan Nove Gorice klical župana Gorice, da je rekel, poslušaj, jaz imam nekaj dela za narediti tukaj, a bi ti premaknil parkirišča. Danes se to zgodi, Klemen me pokliče v 5 minutah, je zmenjeno in gremo naprej. To je to novo razmišljanje, da načrtujemo skozi in skupaj in gremo naprej. Torej, kultura je ta prvi korak, ni najpomembnejši korak, ni niti cilj, je samo izgovor. Ta EPK je priložnost, da združenjem, institucijam, društvom in tako dalje, ko gremo razlagati, kaj je Evropska prestolnica kultura, jih tudi nekako že učimo, kako sodelovati. Torej, da nimamo več tega, da neko društvo organizira nek dogodek, italijansko društvo v Gorici za Goričane in to je to. In novogoriško društvo v Novi Gorici organizira nek dogodek za Novogoričane in to je to. Ampak da se res naučijo sodelovati že v mentaliteti. Nekoč je to sodelovanje bilo malo prisilno, ker pač boš dobil evropska sredstva, če boste sodelovali. Danes pa se mi učimo in učimo društva in ostale vse organizacije in institucije, da ne samo, da dobiš denar, če sodeluješ, ampak je tudi veliko bolje in bolj učinkovito sodelovati, da se ozaveš tega. In zato je pomembno, da so vsi ti dogodki, ves ta proces kandidature je zato pomemben, da vse ta društva naučimo, da se ustvari neka nova mentaliteta, da se navadimo nečesa takega. In to je nekaj posebno normalnega, glede na to, kako živimo skupaj, kako sta mesti blizu. Pomislite samo, kaj bi se zgodilo recimo v Gorici, če mestne četrti ne bi komunicirale med sabo, če bi imeli vse ločeno po mestnih četrtih in vsaka mestna četrt bi delala vse po svoje. Vse to je to. In danes si prizadevamo za to, da naredimo to nekako obrnjeno piramido. Neko stvari, ki se dogajajo od spodaj navzgor.
tak primer, naprimer, so povratine, ki jih jaz osebno nisem najbolj naklonjen, ampak recimo, občini pravita, kaj povesta dva župana, ker obstaja že desetletja sodelovanja, ker družine so v stikih, ali pa društva neki v športu sodelujejo. Samo konstatiramo de facto, da obstaja sodelovanje, zato župana požegnata to dogajanje s svojim žigom, rečeta, ok, se povratila v mestja. Ne pa, da se Gorica povrati z Düsseldorfom, recimo, in župan vsakih 5 let gre se pofotkati v Düsseldorf, drugega pa ni, to nima smisla. Torej, tukaj postavljamo stvari na glavo, da stvari začnejo rasti od spodaj na vzgor. Kot sem rekel, tek na 100 metrov, Neda, Vesna in Lorenzo dobro vedo, zakaj govorim o teku na 100 metrov, ker pač delajo kot norci, ki se pripravljajo, ampak cilj ni, kot sem rekel na začetku, preseči te ciljno črto po 100 metrih, ampak nadaljevati po teh 100 metrih, če je treba tudi maraton. In če to naredimo, če to dosežemo, smo veliko dosegli in smo naredili veliko več kot Evropsko prestolnico kulture, ampak je eno pravo novo evropsko mesto ali somestje zavedno. Mi hai convinto, sono d'accordo. Beseda gre Ivana Pulz, prosim. Dobar dan vsi, buongiorno a tutti. Prendo il microfono perché magari non ho questo impeto per potermi far sentire da tutti. Certamente un onore e un'emozione perché questa è la mia prima uscita almeno nel territorio di Nova Gorica da neodirettore del GECT. Ringrazio ovviamente i sindaci e il gruppo di lavoro per l'invito e devo dire che per continuare con la metafora è certamente un onore ma anche un fardello e un'emozione salire su un treno in corsa così fortemente avviato già verso, ci auspichiamo, i traguardi migliori. Quindi salgo con la consapevolezza da un lato di salire su un vagone di prima classe, questo è certo perché il lavoro che si sta facendo in questo caso sulla candidatura per la capitale europea della cultura 2025, ma anche relativamente a tutte le altre attività che il GECT sta attuando sul territorio di frontiera delle nostre città, è sicuramente una vetrina a livello europeo. Ecco, questo desidero confermarlo perché anche da esperienze pregresse un po' lavorando con la Commissione europea, con l'autorità nazionale italiana, il GECT e le attività che si stanno facendo su questi territori sono decisamente un laboratorio, una vera e propria sperimentazione di attività genuinamente transfrontaliere. Ecco, quindi l'emozione è dovuta appunto di entrare in una struttura che è unica a livello europeo, che sta attuando un ITI che è anche un qualcosa di unico nel panorama della cooperazione territoriale europea, quindi l'emozione è anche il peso un po' dell'eredità, ma anche perché poi voglio dire chi mi ha preceduto, Sandra Sodini, sappiamo che ha lavorato assolutamente bene e quindi l'eredità che colgo sì, non mi farà dormire di notte, almeno per i primi giorni, poi speriamo insomma di riprendersi, però c'è anche la consapevolezza che il gruppo che lavora al GECT, Tania, Monica, Maia e tutti i colleghi, è un gruppo di primo ordine, che quindi ringrazio. Ho anche la consapevolezza che assieme al mio vice direttore Tomas Conrad potremo fare una squadra assolutamente forte per affrontare le sfide che ci vedono davanti. In particolare quindi il GECT sicuramente conferma tutto il sostegno amministrativo per la corretta attuazione poi di tutte le attività propedeutiche sia alla candidatura che poi ci auspichiamo per le fasi successive. C'è appunto consapevolezza ma anche esperienza nella gestione soprattutto amministrativa delle varie gare, dell'esternalizzazione degli esercizi di attuazione di tutte le attività da una parte e l'altra del confine e quindi penso che siamo attrezzati e credo proprio anche che la scelta del GECT quale un po' soggetto attuatore poi di tutta la parte amministrativa procedurale può rappresentare veramente un valore aggiunto per questa candidatura perché ripeto per anche la mia esperienza il valore di questo GECT, dei GECT in generale ma di questo GECT in particolare è sentito assolutamente ed è sotto i riflettori a livello europeo proprio perché è uno, ahimè, dei pochi casi di cooperazione
collaborazione seria, genuina e vera. Ecco, in questo senso ancora di più per me è veramente un onore e un'emozione fare parte di questa squadra. Grazie ancora. Fatti dormirti, no? Dober dan, veliko čast mi je tudi nekako ponos, da sem pač tukaj danes prvič v bistvu v Novi Gorici kot direktor EZTS GO, torej se zahvaljujem obema županoma in delovni skupini za vabilo. Kot sem rekel, čast mi je, istočasno pa tudi res se zavedam pomembnosti te naloge, mislim, ko skočiš na vlak, ki drvi že s polno hitrostjo in seveda upamo k najboljšemu izidu in ti se kar znajdeš, da se tadaj moraš tam najbolje znajti in pomagati. Lahko ugotavljam, da je vlak, na katerega sem skočil, zagotovo vagon prvega razreda, ker delo, ki ste ga opravili na EPK 2025 je nekaj neverjetnega. Vse ostale dejavnosti tudi, ki jih izvaja naš EZTS GO, so izjemno delo na evropski ravni. Govorim iz izkušenj, ne zato, ker sedaj bi rad lepo govoril. Pač vseh izkušenj, ki si imel v delu z Evropsko komisijo in na programu Interreg. To, kar tukaj počnete prek EZTS-ja, je res en pristni nek laboratorij čezmejnih dejavnosti, pristno čezmejnih. In vstopiti v en tak evropski unikum. Pri tem spomnimo še enkrat, da je to eden izmed redkih EZTS-jev, ali edini, ki je prvi začel izvajati financiranje prek sistema celostnih teritorialnih naložb kot edini upravičenec, je nekaj enkratnega, nekaj izjemnega in unikum na evropski ravni. Seveda se vsi zavedamo, koliko dela je pri tem naredila moja predhodnica Sandra Sodina in mi je pustila eno zelo veliko zapuščino, zaradi katere vsaj upam, da prve tedne ne bom mogel spati, potem pa upam, da se navadim. Ampak res to je za poudariti, pa tudi odličen tim na EZTS-ju, Tanja, Monika, Maja, vse odlične sodelavke. Z novim namestnikom direktorja Tomažem Pomondradem se bomo, mislim, res pripravljeni soočiti vsemi izzivi. Potrjujemo torej kot EZTS maksimalno podporo v tej prvi fazi kandidature in seveda upamo, da tudi vseh naslednjih izkušnji imamo, številnimi razpisi, ki jih je EZTS GO že opravil na obeh straneh meje, resurse imamo, vire imamo in mislim, da je bil celo dober izbor, da se kandidatura vodi tudi prek EZTS GO-ja, ki zagotavlja neko nedvomno dodano vrednost. Vsi EZTS-ji so nekaj posebnega v Evropi, ampak ta EZTS GO je res v soju žarometov na evropski ravni. Je eden izmed resnih, redkih primerov resnega, pristnega in zanesljivega sodelovanja. Vodja kandidature Neda Rusijan Bric je z idejo o kandidaturi prišla na mestno občino že v letu 2016 in s trdno vero, da je ta kandidatura izjemna priložnost za obe mesti. Neda, beseda je tvoja. Hvala in ja, se pravi, po 3 letih smo končno tukaj. Malo smo že res nervozni, bom rekla po naše, ker v resnici čez en teden bomo zvedeli, ali gremo s to zgodbo naprej ali ne, ne glede seveda, da za to zgodbo, o katerih sta govorila župana, gremo naprej. In to je v bistvu bistvo vsega tega dela, ki smo ga opravili do zdaj. Jaz bom sicer čist na kratko malo več povedala rajši o programu oziroma o sestavi programa, ampak bi tudi sama poudarila, da smo pred kakšnim letom in pol, ko smo začeli se pogovarjati z EZTS-jem, ali bi lahko oni v bistvu prevzeli ta del menedžerski, če tako rečem, finančni in tako naprej, dejansko odkrili tisti ta pravi moment oziroma mehanizem, s katerim v resnici gremo suvereno predstavljati našo kandidaturo. Namreč mi nismo edini in ne prvi, ki smo se spomnili na čezmejno kandidaturo. Žal so tudi tiste, recimo Luksemburg, ki so dobile ta naziv, bile slab primer. Večinoma niso izpolnjene svojih, recimo temu, ciljev, prav zaradi velikih problemov v transferju denarja, skupnih projektih in tako naprej. Tega se mi zavedamo zelo dobro in smo se od začetka spraševali, kako bomo mi lahko to v bistvu prešli. In EZTS, ki deluje na našem področju, dejansko dokazuje že do zdaj,
da funkcionira kot en najboljših v Evropi in zato je naše veliko upanje, da bomo to presegli tudi in dokazali, v bistvu tako kot sta rekla oba župana, da smo nek nov laboratorij in da bomo en primer dobre prakse. Če grem k programov recimo ali pa viziji, naša vizija seveda spet je Go Borderless, kot veste, kar pomeni ne zgolj čezmejno, ampak brez, omejitev vsakovrstnih. Poskušamo živeti naše realnosti, ki sta vsaj italijanska in slovenska, seveda jih imamo veliko več. Zato smo si zamislili v bistvu strukturo, ki jo dobite tudi v teh prilogah, ki ste jih dobili v obliki kroga, zato ker imamo na sredi en epicenter, kot smo ga poimenovali. In ta epicenter je seveda tako program kot fizično epicenter, trg Evrope Transalpina ali pa recimo ta stavba, v kateri smo, in naša pisarna, ki je tukaj bolj provizorična, seveda, ker tudi že po zimi sploh ne moremo delati še tukaj, ker je mraz, ampak je pomembno, da smo tukaj, ker je to stičišče naših mest in bi želeli, da bi postal v prihodnosti dejansko epicenter, iz katerega bi se širilo vse naše dejavnosti, bi se širili v obe mesti in v celotno regijo seveda. Epicenter pa pomeni kot program tudi Evropska platforma za interpretacijo 20. stoletja. Namreč, ko smo v tem stoletju, kot veste, smo imeli 2 svetovni vojni, smo imeli hladno vojno in zaradi tega stoletja in zaradi vseh teh dogodkov tudi imamo mejo in smo, kjer smo. Tudi, ko smo dali 2 javna poziva občanom, da nam pišejo svoje ideje, predloge in tako naprej, na obeh straneh seveda, v obeh mestih, smo dobili tako rekoč, jaz mislim, da 70, če ne več procentov predlogov se je tikalo zgodovine. Neverjetno. Prestolnice kulture seveda stremijo k prihodnosti, ampak mi se ukvarjamo še vedno z zgodovino. In tega seveda ne moremo mimoiti. In kot veste, mi imamo več zgodovin, ali pa je zgodovina samo ena, pa imamo več interpretacij. In zato smo to poimenovali Platforma za interpretacijo 20. stoletja. In v tem programu bi skupaj z dr. Kajo Širok smo direktorico muzeja sicer v Ljubljani, ampak drugače domačinko, zasnovali en program, ki ga upajmo bomo razvijali ne glede na to, ali pridemo seveda do tega naziva ali ne. In sicer je to poglobljeno opazovanje oziroma interpretacija zgodovine z obeh strani. Z italijanske in z slovenske in seveda umeščenostjo v evropski ali pa svetovni kontekst. To pomeni, da bi na iste dogodke, ki smo jim bili priča v zadnjih stoletjih, pogledali z 2 zornih kotov oziroma z več zornih kotov. To se nam zdi izjemno pomembno za prihodnost predvsem, ker najprej se moramo soočiti s tem, kakšno interpretacijo sploh imamo, obe strani. Moram reči, da ne poznamo dobro, še zdaj ne, kako Italijani interpretirajo svojo zgodovino in oni niti slučajno nekako jo mi interpretiramo. In predvsem bo to priložnost, da lahko vidimo v bistvu na lastne oči, aha, to je tako in zaradi tega so neke stvari takšne, kot so. To je na nek način tudi platforma za učenje ali borbo proti fake news, tako imenovanim, da lahko z lastno glavo pogledamo na to, kaj se je sploh nam zgodilo. No, in ko bomo vedeli, kaj se nam je zgodilo, bomo lahko šli naprej, zato imamo te stebre, ki se imenujejo Go Europe, Go Green, Go Share. Go Europe seveda je steber, ki nas pelje k skupni bodočnosti, o tem sta govorila recimo župana, to so projekti, sklopi projektov, ki utrjujejo to sodelovanje, ki prinašajo vrhunske umetniške tudi dosežke, umetnike recimo, ki bodo sodelovali z lokalnimi in tako naprej. Skratka, tudi urbanizem, naprimer, povezava obeh mest, razmišljanje, kako bomo povezali obe mesti na vseh možnih teritorijih oziroma področjih, ne zgolj na kulturnem in tako naprej. Potem je Go Share izjemno pomemben steber, ki se tiče v bistvu komunikacije med nami. Tako kot je že gospod Ziberna omenil, jezik je za nas en najpomembnejših elementov
ki v resnici in tudi preprek na nek način med našo komunikacijo. Zato imamo en cel sklop programov, ki se tičejo jezika, od otrok do starejših seveda, in to ne pomeni samo ne vem, šolsko učenje jezika, ampak to, da je jezik, da sta oba jezika konstantno prisotna v naših življenjih, zato da bomo ponovno, tako kot smo vsaj mi na slovenski strani pred časom skozi risanke in filme prihajali do tega, da smo se naučili italijansko, danes pa tega ni več, vsi govorimo samo še angleško med sabo in dejansko bomo počasi med sabo komunicirali angleško, če ne bomo se tega zavedali in nekaj naredili na tem področju. In potem je seveda steber, ki ga imenujemo Go Green, to je pač nujna stvar za vsakršno in vsakogaršnjo bodočnost, seveda, da razmišljamo o zeleni prihodnosti, o našem zraku, hrani, vodi, vse, kar imamo, hvala Bogu še vedno v velikih količinah pri nas, vendar pa ni tako samoumevno, da bomo dejansko pili vodo in dihali čist zrak. Zato smo pripravili sklop programov, v katerih na nek način osveščamo, iščemo nove načine, seveda tudi tukaj se dotikamo vse naše hrane, vina, vsega bogatstva, ki ga imamo na našem področju, ne zgolj v obeh Goricah, ampak seveda tudi Brda, cela Soška dolina in tako naprej, na vse strani, kar je naš teritorij. Večinoma je to, samo še skozi vse te stebre oziroma skozi vso to strukturo smo vpletli tudi en program, ki ga imenujemo Come Home, v katerem smo povabili nekaj najvažnejših v bistvu sinov in hčera, rečemo temu, ne, iz tega področja, ki so naredili velike umetniške kariere po svetu, delujejo izven naših lokalnih področij in smo jih povabili, da pridejo sem v bistvu ustvarjati in pokazati in sodelovati seveda z našimi lokalnimi umetniki, ki tukaj delujejo, da bomo deležni tudi mi te njihove umetnosti. To je Marko Pekhan, Tomi Janežič, Aleksandar Gadžijev in še nekaj drugih, ki delujejo zunaj. Toliko. Ecco, direi di passare la parola al capo della candidatura, Neda Lucia Britz, che quando ha proposto, è venuta con l'idea al comune di Nova Gorica dicendo che questa sarebbe una interessante opportunità della città, la proposta è stata accolta e tutto ha avuto inizio. Dopo 3 anni, sì, siamo finalmente qui, un po' già, come hanno già fatto notare, un po' nervosi perché fra una settimana si saprà, ma come hanno detto i 2 sindaci, a prescindere dall'esito, dal risultato, noi sappiamo che nonostante ciò si continua anche dopo. Io brevemente illustrerò un po' il programma culturale, ma sottolineando soprattutto il fatto che sì, è stata fatta una buona scelta 1 anno e mezzo fa da lasciare e affidare la parte amministrativa al GEC, perché abbiamo scoperto che veramente è quel meccanismo che rende e dà più confidenza alla nostra candidatura, perché dobbiamo capire che non siamo la prima candidatura transfrontaliera in Europa, ci sono già state città, ovvero capitali della cultura transfrontaliere, uno per tutti come esempio Lussemburgo, che è un cattivo esempio perché una volta iniziato il programma c'erano tantissimi problemi di finanziamento, dove si finanzia oltre confine solo dalla nostra parte, eccetera. Noi, rendendoci conto di questi potenziali problemi, ci chiedevamo come fare e il GEC funziona, lo ha dimostrato come e questo ci dà la migliore speranza perché stiamo creando veramente qualcosa di nuovo e siamo anche capaci di creare delle buone pratiche da copiare in tutta l'Europa. Per dire 2 parole del programma, il nostro, ovviamente il titolo principale è Go Borderless, dove non stiamo parlando di oltrepassare soltanto i confini anche fisici, ma di andare oltre ogni limitazione e restrizione anche mentale, dunque cominciare a pensare in un nuovo modo. Dunque vivere non solo la realtà degli sloveni e degli italiani qui, ma ci sono altre realtà delle quali anche sarebbe bene che ci rendessimo consapevoli. Per questo abbiamo questo cerchio come simbolo, perché al centro del nostro programma c'è l'epicentro, è un epicentro che non è solo il centro dal quale emana tutto, non è soltanto il programma, ma si spera un giorno anche una struttura proprio fisica qui nel luogo simbolico della piazza
Transalpina, o qui nella stazione dove avevamo l'ufficio, dunque un vero epicentro del quale si emanerebbero tutte le attività. Ciò che intendiamo realizzare nel futuro, quell'epicentro, sarebbe una piattaforma europea per l'interpretazione del Novecento, perché noi qui abbiamo vissuto 2 guerre mondiali, dopo la guerra fredda è quella che ci ha portato appunto a questo confine, e nel raccogliere gli spunti della popolazione per il programma culturale, cioè i progetti che si vorrebbero realizzare sul territorio, siamo rimasti sorpresi nel vedere che oltre il 70% delle proposte erano tutte incentrato sulla storia. Ma la Capitale Europea della Cultura è un progetto rivolto al futuro, qui invece il 70% vuole occuparsi del passato, dunque è una cosa importante di cui bisogna tener conto, ma dobbiamo renderci conto, e ce ne rendiamo conto, del fatto che non abbiamo solo 2 storie diverse, perché abbiamo una storia comune, ma ne abbiamo 2 o più interpretazioni diverse della storia. E per questo si è voluto realizzare, ovvero l'idea di realizzare questo centro per l'interpretazione della storia del Novecento, con Kaja Širok del Museo di Lubian, però è qui di Salcano. Abbiamo appunto concepito questa idea di fare un museo, un centro dove si può offrire ai visitatori un'interpretazione approfondita che offra entrambi i punti di vista, quello sloveno e quello italiano, sugli eventi bellici, ciò che è successo nel passato. Questo ci darà la possibilità in un futuro a comprendere meglio, perché è molto importante comprendere il passato, molto importante comprendere come si interpreta il passato e dunque per comprendere cosa abbiamo subito nel corso della storia. Forse in un certo senso una lotta alle fake news. Per questo poi abbiamo i 3 pilastri portanti del programma culturale. Il primo, Go Europe, è ovvio, i 2 sindaci ne hanno parlato, oltre alla cooperazione si tratta soprattutto della produzioni artistiche internazionali di livello, cioè invitare artisti rinomati di scala mondiale europea a collaborare con i nostri artisti locali e fare qualcosa di più grande. Ma questo pilastro ovviamente comprende anche tutti gli aspetti della pianificazione urbana, dello sviluppo urbano e di tutta una serie di ambiti diversi di cooperazione. Secondo pilastro, Go Share, estremamente importante, come il dottore Sben ha già sottolineato. La lingua qui è ovviamente un elemento importante come per ogni comunità, ma qui rappresenta anche un grande ostacolo. E dunque si preparerebbero in questo ambito, in questo pilastro, tutta una serie di programmi di lingua destinati sia ai bimbi, agli anziani, ma non insegnamento scolastico, ma basterebbe già una presenza costante delle 2 lingue. Così come noi all'epoca abbiamo parlato per esempio l'italiano guardando la TV, oggi la TV italiana non la guarda più nessuno, almeno dalle nostre parti, ma guardano tutti i canali inglesi e dunque parliamo tutti inglese. E se continuiamo così, in un futuro parleremo tutti inglese. E dunque garantire questa presenza delle lingue per arrivare a quel tanto agognato bilinguismo passivo del quale stiamo parlando. Poi c'è il terzo pilastro, Go Green, ovviamente è un futuro verde importante per tutti, cioè oggi il cibo sano, l'aria, l'acqua sono ancora disponibili in abbondanza, ma non è da prenderli per scontato. E dunque, oltre a tutti gli aspetti ambientali di tutela della natura, c'è in questo pilastro anche tutta una serie di progetti, programmi che riguardano il territorio, ciò che il territorio deve offrire, ovviamente l'ottima enogastronomia, i prodotti tipici, eccetera. In aggiunta, in un modo più o meno trasversale ai 3 pilastri, abbiamo anche il programma Come Home, dove stiamo cercando un po' di invitare i figli e le figlie dei nostri territori che hanno fatto carriera nel mondo, che si sono affermati come artisti sia in Europa che altrove, a tornare e a collaborare con gli artisti nostri che sono rimasti ancora qua. Nomino, per nominare soltanto alcuni, Marco Pelkan, Tomi Janežić, Aleksandar Gagiev e questo qua. E questo da parte mia sarebbe tutto, grazie. No, glavne poudarke pri javne knjige, glavno vsebino imate zajeto v gradivu za novinarje, ki ga boste prejeli tudi po elektronski pošti. Zdaj pa skozi to glavno vsebino, ki si boste sicer lahko ogledali tudi kasneje, prijavno knjigo imamo tukaj, se boste zdaj sprehodila Lorenzo in Vesna. Najprej Lorenzo, prosim. I punti salienti del bid book o del dossier di candidatura
ce l'avete ricevuti in formato cartaceo, ovviamente dandomi le mail, chi non le ha ve le invierò anche per me, ma adesso passo la parola ai due coordinatori, Lorenzo Del Sabbat e Vesna Uban, per illustrare un po' il BIPU. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Io prima di tutto volevo portare i saluti dell'istituzione che rappresento, l'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, nelle persone della Presidente Michela Cecotti e del Direttore Daniele Del Bianco. Come ISIG insieme a Igor abbiamo appunto realizzato la parte di coordinamento della parte italiana. Io volevo parlare oggi brevissimamente del coinvolgimento della cittadinanza, partendo da una serie di numeri che secondo me danno un'idea un po' strana di che cos'è questo Bitbook e di che cosa sarà questa presentazione. Allora, tra 7 giorni 9 persone si troveranno di fronte a 12 persone per discutere di un libro di 60 pagine che è strutturato in 38 domande. Messa così... Ci giochiamo all'otto. Esatto, a parte che ma sembra una cosa proprio da porte chiuse, piccola, e invece questo libro, questo Bitbook è stato scritto da migliaia di mani, da migliaia di persone, di operatori culturali, operatori economici, cittadini che sono stati coinvolti in tutto questo processo. Cosa abbiamo fatto per coinvolgerle? Siamo partiti da un piano digitale, diciamo, quindi abbiamo chiesto delle proposte progettuali, delle idee con cui riempire questo Bitbook. E la risposta che abbiamo avuto, secondo me, è molto importante: più di 250 progetti da parte di più di 150 tra operatori culturali e cittadini. Poi come abbiamo continuato? Abbiamo chiamato queste persone, queste associazioni, queste istituzioni a incontrarsi, abbiamo organizzato delle tavole tematiche, delle colazioni culturali, degli incontri faccia a faccia per ricavare più che potevamo da loro rispetto a delle idee, ma anche rispetto a quali sono veramente le sfide e le opportunità dell'area in cui loro operano. Però siamo andati anche oltre al mondo della cultura, abbiamo fatto incontri con il settore economico, con il settore sociale, abbiamo aperto un ufficio che è rimasto aperto settimanalmente per chiunque volesse venire a avere delle informazioni o proporre delle idee, e infine siamo andati su uno degli ambiti che a me è più caro, che è quello delle scuole. Abbiamo fatto un lavoro con 3 classi delle scuole superiori di Gorizia, in questo caso, per cercare di creare uno strumento che possa investigare le abitudini culturali degli studenti delle scuole superiori. Perché? Perché se calcoliamo che fra 5 anni questi studenti delle scuole superiori avranno o finito la scuola o saranno all'università o staranno cominciando a lavorare, è forse un'idea ragionare su come trattenerli qui, senza che siano obbligati ad andare altrove, su come costruire su di loro il futuro delle due città. Quindi concludendo, noi saremo in 9, però quello che a me almeno mi fa sentire in 8, ancora meno, quello che mi fa sentire che sta proprio bene, già il primo forfè. Infatti io non posso venire in effetti. Non ti abbiamo detto ancora. 8, ma in realtà tantissimi. Dobar dan, najprej samo da pozdravim v imenu svoje institucije, to je ISIG, to je Inštitut za mednarodni študij sociologije Stare Gorice, v imenu direktorice Michele Cecotti in namestnika Daniela Del Bianca, ki smo tukaj, tako kot Igor, smo mi pač koordinatorji tudi za italijansko stran. Začel bom z nekaj številkami, da vas malo zmedem, in torej čez 7 dni bo 9 ljudi pred 12-člansko komisijo predstavilo 60 strani dolgo knjigo kandidature, ki je sestavljena iz 38 vprašanj. In zdaj tako se stvar zdi, da se vse dogaja nekaj za nekimi zaprtimi vrati in skrivnostno v nekem oskem zboru ljudi, v resnici pa je na stotine ljudi pripravljalo to kandidaturo in ta naš tako imenovani Bitbook. Kako to? Najprej, ima več kot stotine, tudi morda tisoče. Tako da smo najprej prek varih različnih sredstev, načinov, naprimer tudi spletno stranjo, zbirali ideje za projekte na terenu. Torej smo povabili vse, da odprto pridejo nadaj s kakršnokoli idejo za EPK. In prejeli smo več kot 250 projektov, predlogov projektov, ki jih je pripravilo 150 ali posameznikov in združenj in tako dalje. Na to smo jih vabili na različna srečanja, različne oblike srečanja smo imeli, od tematskih omizij do kulturnih zajtrkov, na katerih smo res predstavili vse izzive, dodatne ideje, kaj bi se lahko naredilo in kako. Nismo se ustavili samo na področju kulture, šli smo se pogovoriti tudi z gospodarskimi združenji, socialnimi ustanovami. Odprli smo tukaj pisarno prav zato, da omogočimo odprto posvetovanje za prebivalce, da nas lahko obiskujejo, in potem
tretja zadeva, ki je za me najpomembnejša, pa smo šli tudi v šole. In tako da smo vsaj v 3 razredih v višjih šolah v Gorici imeli ta posvete, da razumemo, katere so njihove kulturne navade. Zakaj? Ker bodo ti mladi, otroci, najstniki, čez 5 let, ko bo tukaj kandidatura, bodo ali glihkar končali srednjo šolo, ali bodo šli že na univerzo, ali bodo imeli že službo. In torej moramo mi že sedaj iskati načine, kako jih ohraniti tukaj, da ne gredo drugam. In torej, ko bomo naslednji teden v 9 oziroma v 8, ker sem gotovo, da mene ne bo, ker ne morem, se bo izkazalo torej, kaj in kako gremo naprej. Perfetto. Stavo correggendo, ma erano piccole sfumature. L'ho insegnato io da ragazzo. Ja, Lorenzo, te bomo naučili slovensko najprej številke. Vse številke smo že začeli, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ampak do 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Ampak Lorenzo do 8, 9, tam nismo še tam, ne? Ja, hvala lepa. Samo za konec, par besed, ker verjetno boste imeli še kakšno vprašanje in kar dolgo traja in tam z drugega konca hodnika lepo diši, tako da to je tudi ena oblika mučenja. Krasno vse, kar smo povedali, gotovo je ta kandidatura že sama po sebi velika zmaga, ampak lepo bi bilo pa tudi zmagati, ne? Oziroma lepo bi bilo tudi se uvrstiti v naslednji krog. Seveda je to nekaj, česar si vsi želimo in ponavadi nas ljudje sprašujejo, kakšne možnosti pa imamo. In ta odgovor je zelo težek, ali pa zelo preprost, pol, lahko gremo naprej ali pa ne. Kot vidite v tem gradivu, ki ste ga dobili na svojih stolih in v katerem smo skušali res povzeti temeljne točke o tem, kako pravzaprav deluje projekt in kako deluje izbor, pa tudi kakšna je vsebina naše prijavne knjige, so kriteriji za ocenjevanje kandidatov za Evropsko prestolnico kulture sicer jasni, ampak niso kvantitativni, temveč kvalitativni. Tako da niti tisti, ki imajo največ izkušenj s tem izborom, ne morejo vnaprej reči, na katere elemente se bo mednarodna žirija 10 strokovnjakov pri svoji odločitvi skoncentrirala oziroma katere bo postavila v ospredje. Mi lahko rečemo strani naše ekipe, da smo pripravili kvalitetno besedilo, da smo z njim zadovoljni, seveda ni popolno, ker nič ni, ampak je gotovo pač na ravni, ki iščem zapletene besede. Skratka, ne bomo delali sramote Gorici, Novi Gorici, niti z besedilom, niti na predstavitvi. In prav gotovo imamo 4 zelo pomembne stvari, govori v naš prid. Prvič, da smo res to kandidaturo delali skupaj, delovna skupina, tako kot je bilo rečeno, je bila od prvega dne sestavljena iz ljudi, ki prihajajo iz Nove Gorice in Gorice, iz predstavnikov slovenske manjšine v Gorici. Skratka, to ni tista tipična kandidatura, pa ne bi bila rada zdaj kritična do drugih, ko neko mesto se odloči kandidirati, potem pa pride mesto iz sosednje države in da svoj žig, mi vas podpiramo, zato da se ustvari nek vtis mednarodnosti ali čezmejnosti, ampak naša kandidatura je resnično čezmejna in slovensko-italijanska od dneva 1. Ja. Zato, ker smo našli, kot je rekla Neda in kot je povedal prej Ivan, ta Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki nam omogoča, da dejansko financiramo projekt na obeh straneh meje in zaradi tega res lahko gremo pred komisijo in rečemo, ja, imamo načrt, kako naša kandidatura ne bo čezmejna samo na papirju, ker je v programih umetniških in tudi v sicer ostalih delih Bitbooka veliko govora o prihodnosti in tudi zaradi tega, ker ne idealiziramo. Jaz ne bi rada, da vi zdaj odidete z te tiskovne konference, na kateri smo vsi zelo prijazni drug do drugega in optimistično zremo v prihodnost, z občutkom, da se ne zavedamo ali da recimo pometamo pod preprogo zelo resne težave, s katerimi se sooča ta teritorij in s katerimi se v tem trenutku sooča Evropa. Mislimo, da je med drugim Evropska prestolnica kulture zdravilo tudi za tovrstne bolezni. Hvala lepa. Lorenzo, ti insegneremo prima a contare, cosa c'è prima a contare?
nell'imparare la lingua, però vediamo che all'8 e al 9 non ci sei ancora arrivato, ci manca un po'. Va bene, grazie. Per concludere qualche parola, perché già siamo stati abbastanza lunghi e dalla fine del corridoio stanno arrivando degli aromi che ci stanno torturando, e dunque cerchiamo di finirla presto e poi suppongo abbiate anche delle domande. Sì, va bene parlare che stiamo guardando avanti anche a prescindere dall'esito, io aggiungo, non sarebbe male nemmeno anche vincere, quindi dico, e quando ne stiamo parlando ci chiedono ma quanta probabilità c'è che veramente ci venga assegnato il titolo? La risposta è difficile e facile allo stesso tempo, 50-50, e allora vediamo. Allora, nelle piccole brochure che avete ricevuto potrete leggere i criteri di selezione. La cosa importante da notare qui è che i criteri non sono quantitativi ma qualitativi, dunque anche i nostri consulenti che hanno tantissima esperienza con le candidature di tutta una serie di città, guardando la nostra candidatura non possono prevedere e dire cosa farà la commissione e in che modo deciderà, quali criteri saranno valutati in che modo. Io almeno per il nostro team posso dire che abbiamo preparato un dossier di qualità, ovviamente non è privo di errori ma niente in questo mondo lo è, cerco parole importanti per dirvi come ci siamo impegnati, vi dico solo semplicemente evitiamo e eviteremo di farvi fare una brutta figuraccia a entrambe le città, tutto qua. Veramente vorrei sottolineare veramente che la candidatura è particolare, è speciale, lo si è visto già dal primo giorno della collaborazione del nostro team, perché non è la solita candidatura che vorrei adesso criticare in questo modo, però in fin dei conti lo faccio, le candidature transfrontaliere dove una città decide di candidarsi, l'altra arriva e dice sì, offriamo il nostro supporto, ci mette un timbro e formalmente cooperano, no? No, perché come ne ha già sottolineato anche Ivan col fatto del JEC, veramente abbiamo iniziato in modo transfrontaliero e questa è una cosa che potremmo anche far vedere alla Commissione, no? Che anche il finanziamento è garantito in modo assolutamente innovativo e noi ci contiamo tanto che la Commissione lo consideri come un punto molto importante. E in una candidatura per la Capitale Europea della Cultura si parla ovviamente sempre del futuro. Qui non credete che noi stiamo idealizzando, che ingenuamente stiamo pensando che tutto sia perfetto. Noi ci rendiamo benissimo conto di tutti gli ostacoli, di tutti i problemi che noi abbiamo qui, non solo sul confine fra Italia e Slovenia, ma l'Europa in generale, e speriamo che una candidatura per la Capitale Europea della Cultura sia un buon rimedio anche per questi problemi a livello europeo.